che si vada a insinuare, o peggio ancora a dire, perché tale è, che questa mascherina non serve a nulla, perché questa è la sintesi che tutti noi abbiamo fatto, vuol dire inquietare le persone, e molte si sono inquietate. La polemica, come oramai d'uso di questi tempi, corre su internet. Ad innescarla questa volta un video, subito diventato virale, sempre come si usa dire oggi, in cui un erborista sostiene la scarsa efficacia delle mascherine consegnate dalla Regione Veneto sulla base di un test empirico. Soffiandoci attraverso si riesce a spegnere una fiamma. Ho visto la replica di Franceschi, di Grafica Veneta, ha pubblicato tutte le certificazioni col filtraggio al 98%, poi leggendo, se voi leggete il materiale, giustamente c'è un'altra cosa che fanno notare, che se tu, cioè la mascherina è fatta per il respiro, non per insufflare l'aria, però sapete, guarda, no, facciamo una prova. Zaia si fa consegnare la tradizionale mascherina chirurgica da 4 veli che viene indossata dall'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Da spegnere questa volta non c'è la fiamma di un piccolo accendino come nel video che gira sui social, ma una candela. Una prova questa peraltro proseguita a telecamere spente proprio con un accendino che effettivamente si è spento a seconda di chi soffiava. Avete visto la fiamma che si sposta? Ha poco fiato, non importa. Allora, avete visto la fiamma che si sposta, no? Allora, cosa diciamo? Che filtra poco, no? Si sposta la fiamma. Allora, io dico, alla luce di questo, cosa andiamo a dire a tutti i cittadini che si stanno comprando le chirurgiche che non filtra? La fiamma non si sarebbe spostata. Questa è la verità.